Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Finisce 3-1 la partita tra Carbonia e Andromeda, valevole per la terza giornata del campionato regionale di promozione. Carbonia, che trova la prima vittoria in campionato dopo un pareggio e una sconfitta, va sotto al 25esimo del primo tempo con il gol di testa dell'Andromeda, ma reagisce immediatamente al 30esimo su una bella azione personale di Marco Foddi, trova il gol del pareggio con Concas, secondo gol in campionato. A inizio del secondo tempo arriva anche la seconda rete per il Carbonia, segnata da Marco Foddi, che riceve palla al limite dell'area di rigore e fa partire un destro imparabile per il portiere dell'Andromeda. Carbonia che soffre, ma poi riesce a segnare anche il gol del 3-1 nei minuti finali con Momo Cosa, prima realizzazione per lui, e trova 3 punti pesantissimi. Nel finale manca il quarto gol in almeno 2 circostanze. Domenica il Carbonia farà visita alla Siliqua di Titi Podda, una delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato finale, e sarà il primo vero test di questo campionato. Dallo stadio Carlo Zoboli è tutto. Per RSTV Alberto Pedini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Stefano Canu in rappresentanza del Carbonia dopo la partita odierna. Carbonia batte Andromeda 3-1. Allora Stefano, una sofferenza per come si stava mettendo, ma sono arrivati 3 punti pesanti in chiave campionato. Assolutamente sì, hai descritto benissimo la gara, una partita contro una squadra ben messa in campo, molto fisica. Noi paghiamo qualcosa sotto quel profilo perché abbiamo molti giovani che ancora non hanno quella cattiveria agonistica che hanno mostrato anche oggi i nostri avversari, però la partita l'abbiamo fatta, secondo me abbiamo vinto anche meritatamente per via anche delle innumerevoli occasioni create. Certo, poi il gol della tranquillità è arrivato solo a 5 minuti dalla fine, cioè il 3-1 di Momo Cosa, però penso di poter dire che c'è stata subito la reazione al loro gol di vantaggio, abbiamo trovato il pareggio che è stato molto importante per preparare insomma nel secondo tempo la gara e cercare di portarla alla vittoria. Un'ultimissima domanda: domenica il primo vero test forse per questo campionato in casa del Siliqua, una delle formazioni pretendenti per la vittoria del campionato. Sì, noi sinceramente viviamo partita per partita, come dice il mister, che chiede in maniera molto chiara ai ragazzi di accrescere il loro tipo di prestazione. È chiaro che abbiamo da affrontare una signora squadra candidata per il salto di categoria insieme ad altre, però andremo a giocarcela, poi cercheremo di fare la nostra prestazione, cercheremo di vincere in ogni campo. Poi se gli avversari saranno più bravi, complimenti a loro, però l'importante per noi è fare comunque la prestazione. Grazie Stefano. Buonasera a tutti, ciao. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.